assolutamente sviluppare un pensiero nuovo, costruttivo. Stiamo vivendo una fase di passaggio. L'essere umano è un qualche cosa di estremamente particolare, ha una capacità di metabolismo che è veramente fantastica. Siamo passati da una situazione devastante che è durata 2 anni, il Covid, anche qualcosa di più, e ne siamo usciti. Questa mattina si è tenuto un convegno all'ospedale All'Angelo di Mestre presso il Padiglione Roma dal titolo La sanità e l'integrazione sociosanitaria oltre l'emergenza, che ha visto la partecipazione di circa 300 operatori nel settore sanitario. In apertura il direttore generale dell'ULSS Tre Serenissime Edgardo Contato ha affermato che servono nuove idee per rilanciare una sanità che possa essere a contatto con cittadini e territorio, concretizzando le case della comunità che ora si stanno realizzando grazie a molteplici finanziamenti. Il convegno è stato realizzato all'interno del Festival delle Idee e il direttore dei servizi sociosanitari Massimo Zuin ha rilanciato specificando un ambito per queste nuove idee, l'integrazione tra sanità e servizi sociali, fondamentale perché il servizio sanitario continua ad essere un punto di riferimento per i cittadini. In Veneto l'integrazione sociosanitaria è risultata un modello vincente. Ora è necessario pensare a un nuovo modello da costruire con la collaborazione delle amministrazioni comunali. Il secondo tema che ha visto un confronto è stato medicina e mass media, tra informazione e autorevolezza, in cui Paolo Nucci, medico, docente divulgatore sui temi sanitari, e Massimo Scaglioni, giornalista e docente di comunicazione, si sono confrontati su vizi e virtù dei medici in TV, cercando una riflessione tra informazione, politica, comunicazione mediatica, sulla vertiginosa perdita di autorevolezza degli esperti, sui tic e le dissonanze cognitive della cultura politica e scientifica, in un panorama in cui i cittadini, alla fine, sembrano essere sempre più disorientati. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.